Agorà oggi compie 20 anni, è una grande festa per Agorà. Siamo in 100 soci che promuovono la longevità attiva. Sono soci pensionati che vogliono mettersi ancora in gioco e noi come Agorà li formiamo per essere poi un domani attivi come nonni del cuore, perché facciamo formazione con loro per fare attività con i bambini al centro infanzia, all'educazione stradale e al Museo Veneto del Giocattolo. Tutto questo è presso la Fondazione Opera Immacolata. I nonni del cuore seguono i bambini al centro infanzia, piantano semi, raccontano storie, seguono le scolaresche che arrivano al Museo Veneto del Giocattolo e fanno da ciceroni spiegando i giochi che ci sono di una volta e seguono le scolaresche che arrivano per fare attività con le biciclette. È entusiasmante per i nonni del cuore seguire questi bambini perché si trovano ad avere delle emozioni che magari da un po' non provavano. Poi come soci, come Agorà, seguiamo progetti sviluppati nel territorio, facciamo parte di una rete di associazioni dove anche noi possiamo essere presenti nei vari progetti. Agorà è un'associazione aperta, quindi contattateci se volete ancora mettervi in gioco. Intanto auguriamo un buon 20° anniversario a tutti i nostri soci, ma anche a quelli di domani. Oggi siamo qui a festeggiare assieme ai nostri amici di Agorà questa importante data che va a coincidere con un importante anniversario anche per la Fondazione, perché quest'anno festeggiamo i 70 anni della Fondazione OIC e Agorà, che è una filiazione della nostra fondazione, festeggia i suoi 20 anni. Questo nel segno di quello che sono gli indirizzi che sempre abbiamo cercato di portare avanti come fondazione, cioè quello di sviluppare con le persone longeve un rapporto di continuità e di cura del territorio. Longevità attiva è declinata all'interno del gruppo di Agorà attraverso tutte le iniziative che vengono portate avanti e che sottolineano questo slancio verso l'intergenerazionalità, non tanto come esperienza fine a se stessa, ma come esperienza mirata a creare una relazione con le altre persone, relazione con le strutture, relazione col territorio. Quindi noi siamo molto felici e pensiamo che Agorà costituisca per Fondazione OIC un pilastro importante nel portare avanti la cultura della relazione, la cultura dell'inclusione, la cultura della socialità, la cultura dell'apertura verso le altre persone, particolarmente quelle fragili, quelle che hanno bisogno di assistenza. E quindi una giornata di ispirazione, una giornata di obiettivi, una giornata di ricordi, tutto quello che va dentro in una celebrazione di un anniversario così importante. Oggi l'Agorà festeggia 20 anni, 20 anni di impegno e di attività intergenerazionali. Nasce nel 2003 da una visione lungimirante e da un sogno di solidarietà tra generazioni. L'idea è di rispondere a bisogni di partecipazione, di conoscenza e di informazioni utili a vivere al meglio i cambiamenti e anche i passaggi di vita nella terza e nella quarta età. Diciamo che queste informazioni utili sono condivise all'interno di percorsi specifici di empowerment e di formazione che ho il piacere di coordinare e che hanno un focus sul benessere delle relazioni per fare in modo che le relazioni siano il più possibile positive e il più possibile efficaci e generative, anche attraverso l'uso della tecnologia che permette di aumentare e amplificare questa connessione di relazioni. Agorà dunque di fatto rende visibile un modello efficace di invecchiamento attivo e generativo e promuove appunto non solo solidarietà fra le generazioni, ma anche relazioni aperte, relazioni nel territorio attraverso specifici progetti dove l'associazione è partner, progetti finanziati che permettono appunto di esperire ruoli nuovi, di essere protagonisti e di aiuto nella comunità e quindi porta a rendere maggiormente
maggiormente visibile quello che è proprio il valore della persona longeva oggi, ancora capace e ancora con tanta energia e valore da poter destinare anche agli altri, oltre che a se stesso. Chiudo con un motto: chi smette di imparare è vecchio a 80 anni come a 20. Agorà è una piazza aperta, libera, che valorizza la longevità attiva ed intergenerazionale di cui abbiamo tanto bisogno. Padova è capitale europea del volontariato, lo sappiamo, il titolo ufficiale è arrivato nel 2020, ma noi continuiamo a fregiarci di questo titolo che veramente sentiamo nel nostro cuore, sentiamo che rappresenta e descrive alla perfezione la nostra città, dove ciascuno si sente partecipe della vita della comunità e dà il suo piccolo pezzo, che sia grande o che appunto sia piccolo, pur di continuare a vivere in una città che si prende cura di tutte e di tutti. Tanti auguri, Agorà, è veramente un piacere per noi come amministrazione celebrare questo anniversario con voi. Si tratta di una tappa importante, 20 anni sono tanti, vuol dire che è da 2 decenni che consentite alle persone anziane della nostra città di incontrare le persone più piccole. Agorà 20 anni di grandi intuizioni, invecchiamento attivo è una parola molto importante che il volontariato sostiene, perché è insito nel volontariato aiutare l'invecchiamento attivo, cioè come migliorare ad essere anziani per fare il bene di se stessi e agli altri, perché facendo volontariato si aiuta soprattutto a un benessere fisico, a un benessere mentale, a far del bene e a vivere anche più a lungo, mi viene da dire. Quindi questa cura di sé e degli altri il volontariato lo sostiene. Quindi gli anziani devono un pochettino alla volta credere che trasmettere i valori che loro hanno in sé, della responsabilità, della cura degli altri, eccetera, alle giovani generazioni, questo fa bene. Quindi la parola Agorà è un po' una piazza di ritrovo, di relazioni. Così deve essere proprio espressione della nostra società, fare del bene perché le relazioni diventino cura. Sono contenta di essere qui oggi, che è il 20° anniversario della nascita dell'Associazione Agorà, che si propone di mantenere l'anziano attivo, soprattutto nelle sue relazioni, e quindi favorire anche la salute dell'anziano. Infatti, anche il mio scopo poi sarà quello di illustrare i risultati di una ricerca che è durata 3 anni, finanziata da un progetto PNRR e GIT, e l'output finale è stato quello di creare una piattaforma web dedicata agli anziani e ai loro caregiver. All'interno di questa piattaforma il messaggio principale è quello che la salute può essere mantenuta e anche promossa, migliorata anche durante la fase dell'età anziana. Infatti l'anziano può ricevere dei messaggi di promozione della salute, che vogliono dire messaggi per mantenere gli stili di vita salutari, ma anche messaggi di prevenzione primaria, quei messaggi che vanno a identificare quelli che sono i fattori di rischio di malattia per eliminarli, e poi anche messaggi di prevenzione secondaria che sono volti alla diagnosi precoce, quindi non tanto evitare l'incidenza della malattia quanto ridurne le complicanze e la mortalità. Nel sito poi ci saranno anche uno spazio dedicato sia a utensili che possono essere utilizzati per migliorare l'autonomia degli anziani, e infine ci sarà uno spazio dedicato alle associazioni che si occupano degli anziani. Tutto questo è importante per favorire l'health literacy, ossia la competenza dell'anziano di saper leggere dei messaggi di salute utili e per fare scelte consapevoli. Si è visto che l'aumento dell'health literacy migliora la salute nella popolazione, riducendone addirittura la mortalità. Un messaggio, uno dei principali contenuto in questo sito, è proprio l'importanza del capitale sociale per l'anziano. Le relazioni sociali sono fondamentali, non per niente l'OMS diceva che la salute è un insieme di benessere fisico, mentale e sociale. Queste dimensioni sono intrinsecamente correlate. Il benessere sociale si è visto essere un fattore di rischio
rischio, qualora venga a mancare, un fattore di rischio anche per il benessere fisico. Si è visto infatti che l'isolamento, la disconnessione sociale può produrre nell'anziano un aumento dello stress, un aumento di infiammazione cronica, e questa a sua volta è collegata con le malattie cardiovascolari e anche all'incidenza di tumori. Quindi coltivare la socialità nell'anziano è benessere, così proprio come l'associazione Agorà si propone di fare.